Sabato 17 marzo, in piazza Caduti a Mogliano Veneto, si sono concluse le celebrazioni dei 150 anni dell'Italia Unita. La cerimonia si è aperta con una sfilata in divisa storica delle associazioni combattentistiche d'Arma che da via Don Bosco ha raggiunto piazza Caduti. Il significato di questi 150 anni, la chiusura di quest'anno? Il significato è immenso, ormai la vita quotidiana ci porta a confrontarci in maniera solidale, no? In maniera forte. Dobbiamo per forza ricordare e avere un ricordo del nostro passato per poter guardare avanti. Ecco, quindi per noi soldati aver dato molti dei nostri uomini, molti dei nostri ex colleghi che hanno dato la loro vita per questi momenti forti dell'unità d'Italia, noi vogliamo essere partecipi, vogliamo ricordarli e onorarli. Quindi per voi l'unità d'Italia è sacra? Certamente, direi che l'Italia ormai è il nostro simbolo, è nel nostro cuore, unita, forte, e sono convinto anche che usciremo da questa situazione non facile, perché gli italiani lo hanno già dimostrato anche nel passato, e per cui con molta buona volontà e molta partecipazione del cittadino, del soldato italiano, usciremo anche da questo momento e diremo a tutti che l'Italia è forte. Voi sapete che i bersaglieri sono nati nel 1836 ed è uno dei primi corpi del vero esercito italiano. Ecco, siamo qui per dare una dimostrazione di fratellanza e per fare una determinata coreografia storica davanti al monumento dei caduti. All'alzabandiera c'erano numerose autorità, cittadini e una rappresentanza degli alunni della scuola media. La commemorazione è stata accompagnata dall'Inno d'Italia, eseguito dalla banda cittadina, e dalla deposizione della corona d'alloro al monumento ai caduti da parte dei carabinieri e dei granatieri in divisa storica. La celebrazione si è conclusa con la lettura di un passo del diario sul viaggio del milite ignoto di Giovanna Vecchiato. Mogliano, credo più di tanti altri comuni della Marca, lo posso dire con certezza, ha ricordato questo 150esimo in maniera veramente unica. Ne parlavo con degli amici proprio mercoledì a pranzo e nessuno aveva organizzato nei comuni, quindi devo dire un grazie particolare a tutti i nostri volontari, alle nostre associazioni e al nostro assessore Copparoni. Devo dire che l'amministrazione non ha fatto nulla per impedire tutto questo, purtroppo i numerosi impegni che ci sono porta tante volte il sindaco e altri assessori fuori del comune. Comunque ci siamo noi, c'è tutta l'amministrazione, c'è tutto il comune di Mogliano Veneto e credo che meritiamo veramente un applauso. È soddisfatto di questa giornata? Stupenda, l'ho detto prima di iniziare il mio breve intervento, devo dire, bella perché c'è il sole, bella perché c'era tanta gente, come è stata organizzata, devo dire veramente, non nascondo che ero emozionato, lo sono tante volte quando sento l'Inno d'Italia, ma davanti a certe divise, a certe situazioni veramente, un grazie veramente di cuore a tutto Mogliano, veramente. Numerose le polemiche da parte dei cittadini sull'assenza del sindaco Giovanni Azzolini. L'assenza del sindaco è un'assenza che vedremo di colmare con i prossimi eventi, nel senso il 25 aprile, il 2 giugno sicuramente ci sarà. Oggi veramente aveva un impegno e credo che è comunque con noi, nel senso che tutte le iniziative sono state appoggiate dal sindaco. È stato un anno in cui la città di Mogliano ha voluto celebrare degnamente l'unità d'Italia e abbiamo voluto concludere quest'anno con una celebrazione altrettanto importante e devo essere veramente orgoglioso perché è stata secondo me un'occasione in cui si è visto quanto amore, quanto affetto c'è da parte della città nei confronti della nostra amata Italia. Il significato di questa manifestazione? Chiude un percorso temporale, poi secondo me il 17 marzo è ancora anche il dopodomani, domani, perché l'unità d'Italia probabilmente dobbiamo costruirla ogni giorno, anche perché devo dire
e non sono politicamente corretto, forse oggi mancava Sua Eccellenza il signor Sindaco, che politicamente sta da una certa parte. Io questo mi sento di dirlo, se il signor Sindaco, perché anche le azioni sono messaggi e sono scelte formali che uno fa. Non venire in piazza oggi è una scelta che lui ha fatto, sta da un'altra parte rispetto a me e voglio rimarcarlo. Il sindaco si è giustificato e ci ha promesso che ci sarà il 25 di aprile e il 2 giugno. Doveva esserci anche oggi per quel che mi riguarda. Anche perché, sai, dire ci sarò non è una cosa certa. Esatto, c'è sempre come dire, il beneficio del dubbio. Continua al Brolo l'interessante mostra della storia militare vista dalle associazioni combattentistiche ed Arma Moglianesi. So che avete fatto una mostra qui al Brolo, sempre con l'amministrazione comunale e con l'aiuto di tutte le associazioni. Sì, abbiamo questo bel luogo che fino adesso è sempre stato protagonista di mostre, diciamo, d'arte. Abbiamo voluto in questa occasione allargarci a questa che è una mostra di divise e di cimeli storici. Andiamo dalla bandiera dei cacciatori delle Alpi a una divisa originale di un garibaldino, i nomi dei 1000, tutte le armi sono rappresentate ed è grazie al lavoro delle associazioni combattentistiche ed Arma che stanno facendo veramente un grande sforzo per divulgare quello che è l'amor di patria, l'adesione ad un concetto grande di nazione. Io devo essere veramente grato alle associazioni d'Arma. Raccontiamo la storia dal 1840-1850 ai giorni nostri attraverso la quotidianità, attraverso gli indumenti, attraverso le armi, attraverso i mezzi e raccontiamo la storia dell'Arma dei Carabinieri. Quindi siamo stati onorati che il Comune ci abbia chiesto di partecipare a questa mostra per dare un significato forte, un bel segnale forte alla cittadinanza e speriamo anche al mondo delle scuole e agli studenti, perché è giusto che anche loro imparino e sappiano cosa è successo ieri e in modo da capire il valore di oggi. Noi abbiamo collaborato con l'Associazione dei Carabinieri per la realizzazione della mostra e abbiamo un settore proprio al primo piano dedicato ai bersaglieri, molto interessante, con reperti abbastanza storici. C'è la famosa bicicletta che si portava sulle spalle e ci sono altri reperti. Abbiamo concorso e lo posso dire che veramente è stata una bella mostra, veramente. Non si può trovare una mostra tanto facile nei dintorni. Ripercorre attraverso cimeli storici quale gavette, elmetti, bandiere, stendardi, raccolte di vecchie riviste e altre curiosità, i 150 anni dell'Unità d'Italia. Interessante anche l'esposizione delle belle divise storiche dei carabinieri e dei bersaglieri, come pure le biciclette d'epoca utilizzate quasi esclusivamente come mezzo portaordini. Si può vedere una sezione dedicata all'aeronautica con diversi materiali, tra cui una carta topografica operativa della Prima Guerra Mondiale con indicati i voli. Sono presenti anche gli alpini con materiale della Prima e Seconda Guerra Mondiale e la Croce Rossa italiana con delle divise di epoche diverse. Completano la mostra i fanti, gli artiglieri, i marinai e i granatieri di Sardegna con materiale di valore storico.